Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Intelligenza artificiale per risolvere il problema delle liste d'attesa in sanità. Questa è la proposta del Ministro per la Salute Orazio Schillaci, oggi a Siracusa. È sempre a Siracusa il faccia a faccia tra il Ministro Schillaci e il Presidente Schifani sul futuro del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo di Taormina. A breve a Roma un vertice tecnico per trovare una soluzione. L'agenda rossa di Paolo Borsellino è stata cercata, ma non è stata ritrovata in 3 casi dell'ex procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra. L'ex PM inoltre avrebbe fatto parte di una loggia massonica segreta. La storia di Maurizio Di Stefano, il libraio catanese che aveva denunciato il pizzo, ottenuto il risarcimento dallo Stato, dopo 15 anni, archiviato il caso, dovrà restituire tutto. Ai nostri microfoni denuncia: mi sento tradito. A Catania ha aperto al pubblico il solarium del nautico sul lungomare, servizi attivi ma lavori ancora in corso per ultimare la piattaforma. Calcio, darò tutto me stesso per riportare il Palermo dove merita di stare. Sono le prime dichiarazioni di Pippo Inzaghi da allenatore dei rosanero. Le conferme di Inglese e Cicirelli tra le priorità del mercato del Catania. A Trapani ufficializzati i primi 3 acquisti. Ancora buonasera. L'intelligenza artificiale è stata al centro del forum della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, al quale ha partecipato anche il Ministro per la Salute Orazio Schillaci. Tra gli ospiti anche Albano, il servizio di Francesco Aloi. Intelligenza artificiale e sanità, 2 mondi apparentemente lontani, che poi così lontani non sono. L'IA, se usata bene, può rappresentare una grande mano d'aiuto. La pensa così anche il Ministro della Salute Schillaci, a Siracusa, per il Forum Nazionale della FIASO. È un valore aggiunto, non possiamo perdere questa occasione, dobbiamo però renderci conto che dietro l'intelligenza artificiale ci deve essere sempre l'intelligenza umana. Secondo uno studio della Stanford University, quello sanitario è uno dei settori su cui l'intelligenza artificiale avrà un impatto rilevante, quando la tecnologia aiuta l'uomo senza prenderne il posto. Io credo che può essere uno strumento utile anche per avere una sanità con meno differenze tra regione e regione, lasciatemelo dire, con la possibilità di migliorare l'accesso alle cure. Penso anche alle liste d'attesa, l'intelligenza artificiale può servire. All'inaugurazione della 3 giorni al Museo Paolo Orsi c'è anche Albano. Se io penso a questo affare qua, che è riuscito in un botto ad ammazzare milioni di musicisti e anche di cantanti, qua in 4 minuti lui ti sforna una canzone secondo le tue richieste ed è perfetto il prodotto che ti dà. Sarà per tutte le cose così? Non lo so, vediamo. 3 giorni per discutere di intelligenza artificiale, per capire cosa è stato fatto e cosa c'è ancora da fare, ma anche per presentare l'osservatorio della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. L'osservatorio di FIASO sull'intelligenza artificiale è un'iniziativa unica in ambito nazionale, ci serve per validare soluzioni a servizio dei nostri pazienti. E adesso, sempre rimanendo in tema di sanità, parliamo del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo, che è stato oggetto di un incontro, di un faccia a faccia tra il Presidente della Regione Renato Schifani e proprio il Ministro Schillaci. A breve un vertice a Roma per decidere le sorti di questo centro d'eccellenza. Il servizio. Il nostro obiettivo è quello di salvarlo, certo, allora avremmo fallito la missione. Una cosa che nessuno vuole. Torna a parlare del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina il presidente della regione Renato Schifani. Lo fa a margine del forum organizzato dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere che si è tenuto a Siracusa. Noi stiamo lavorando con il nostro costume in silenzio, senza fare annunzi e propagande, perché il tema è estremamente delicato.
l'ho sempre detto, abbiamo una norma nazionale, il decreto Balduzzi, che fissa in 15 unità cardiochirurgiche per 5 milioni di abitanti e noi abbiamo 5 abitanti, ma questo stato di cose lascia la presenza di 24-25 posti letto. Stiamo lavorando in silenzio per trovare una soluzione, ci credo, sono fortemente fiducioso naturalmente perché l'impegno è massimo, ho garantito questo ai genitori, agli abitanti, un po' i genitori dei pazienti della cardiochirurgia quando li ho incontrati un anno or solo. Il faccia a faccia con il ministro della Salute Orazio Schillaci è stato propedeutico ad un incontro definito tecnico con i dirigenti del Ministero e della Regione che si terrà a luglio per arrivare ad una definizione della vicenda. E intanto sulle numerose ipotesi che in questi giorni continuano a susseguirsi, il Comitato dei genitori dei pazienti del CCPM ribadisce che la priorità resta il mantenimento del centro di eccellenza internazionale esattamente dove si trova attualmente. Nell'eventualità che ritengono remota in cui ciò non fosse possibile, sottolineano che qualsiasi decisione sul futuro del centro e quindi sulla salute di migliaia di bambini dovrà necessariamente seguire le indicazioni dei medici. Proprio questi ultimi, a seguito di alcuni sopralluoghi, avrebbero già evidenziato come alcune strutture proposte non rispondano ai parametri e agli standard qualitativi del CCPM. Adesso cambiamo decisamente argomento, sono giorni di caldo afoso, irrompe Pluto, in arrivo un'eccezionale ondata di calore che si protrarrà fino a metà luglio. Domani sarà giornata da bollino arancione a Catania e a Palermo. Il servizio di Tonino De Marco. L'estate entra nel vivo con un'impennata di caldo che travolge l'Italia da nord a sud, isole comprese. Bollino rosso domani in 13 città. Anche la Sicilia, Catania e Palermo in arancione, farà i conti con temperature elevate ed un rischio crescente per la salute pubblica. Situazione leggermente migliore a Messina con l'assegnazione del bollino giallo che segnala un allerta di livello inferiore, ma non da sottovalutare. L'anticiclone africano Pluto porterà una canicola record sul bel paese e l'umidità alle stelle rischierà di causare forti temporali, specie al nord. Anche in Sicilia l'alto tasso di umidità renderà ancora più torride le temperature, così che la calura sarà insopportabile anche di notte. Si tratta appunto di una bolla d'aria calda che dai deserti del Sahara sale verso l'Europa meridionale. Ecco qui questa mappa mostra proprio quel colore rosso che abbraccia tutto il sud Europa. Quello rappresenta l'anomalia di temperatura della massa d'aria a circa 5.000 metri di quota, quindi a quote molto elevate, ci indica che quella che sta per arrivare è una massa d'aria molto calda. Il grande caldo insisterà anche a luglio ad oltranza. Questo anticiclone ci farà compagnia per molto tempo, sicuramente da qui fino alla parte finale della prima decade di luglio, quindi intendo da qui fino al 9-10 luglio. Il Ministero della Salute sottolinea che l'ondata di calore può avere ripercussioni anche su persone sane e attive, oltre che su anziani, bambini e per chi soffre di patologie croniche. Adesso parliamo della strage di Via D'Amelio. La procura di Caltanissetta ordina 3 perquisizioni in 3 abitazioni usate dall'ex procuratore Giovanni Tinebra. Il dubbio è che possa essere finita a lui l'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. Prima di sparire definitivamente, l'ex PM avrebbe inoltre fatto parte di una loggia massonica segreta. Il servizio di Orazio Longo. L'agenda rossa di Paolo Borsellino potrebbe essere arrivata al giudice Tinebra per poi sparire. Questo è quanto sta cercando di verificare la procura di Caltanissetta guidata da Salvatore De Luca, che ha autorizzato i carabinieri del ROS a eseguire 3 perquisizioni all'interno di luoghi riconducibili all'ex procuratore nelle province di Caltanissetta e Catania. L'agenda non è stata ritrovata neppure in una cassetta di sicurezza di una banca utilizzata dall'ex magistrato, ma lo scenario investigativo rimane importante. Tinebra, scomparso 8 anni fa, fu al vertice delle indagini immediatamente successive alla strage di Via D'Amelio. In un appunto che è privo di sottoscrizione per ricevuta, datato 20 luglio 1992, cioè il giorno dopo la strage, Arnaldo La Barbera, allora capo della mobile di Palermo, scrive che alle ore 12 viene consegnato al dottor Tinebra uno scatolo in cartone contenente una borsa in pelle e un'agenda appartenente al giudice Borsellino. Ora, anche se non è possibile verificare che la consegna sia realmente avvenuta e che l'agenda fosse effettivamente l'agenda rossa, per la procura c'è tanto di cui investigare, capire se l'agenda è finita davvero nelle mani
Laudani di Ginebra, o è la Barbera che avrebbe avuto tutto il tempo di prelevarla, ma c'è di più. Secondo intercettazioni della Procura di Napoli, Tinebra avrebbe fatto parte, scrive De Luca, di una loggia massonica coperta a Nicosia nell'Ennese, dove era stato per diversi anni procuratore della Repubblica. Preeminenti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino, che già nel 98 aveva parlato della nascita del cosiddetto Terzo Oriente sulle ceneri della P2. Salvatore Spinello, massone, in una conversazione telefonica, parlando delle logge siciliane, sottolineava la presenza al suo interno di un personaggio estremamente in auge. Tinebra è dei nostri, avrebbe sentenziato. Adesso sarà la procura a dover dipanare ogni dubbio. Adesso a Catania, imprenditori reticenti che non denunciano il pizzo e mafiosi che continuano a impartire ordini dal carcere. L'offensiva della procura contro il clan Laudani ha scoperchiato un sistema di illegalità nel settore degli agrumi che soffoca l'economia sana. A contorno però omertà da un lato e strapotere dall'altro lato. C'è anche chi dietro le sbarre continua a comandare. Il servizio di Adelaide Barbagallo. Se vuoi lavorare in pace, paga, fai quello che ti diciamo e stai zitto. I tentacoli del clan Laudani nella zona di Acireale monopolizzavano il mercato degli agrumi, gli imprenditori acconsentivano al sistema fittiziamente legale e non denunciavano. Zitti però anche davanti agli inquirenti che con l'operazione Lumia, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Catania, ha fatto luce sugli affari del clan. Imprenditori reticenti che in alcuni casi si rivolgevano ai Laudani per risolvere controversie o proteggersi dai furti. Adesso, assieme ai 20 indagati e agli 8 mafiosi arrestati, rischiano guai con la legge pure loro. Noi procederemo contro chi non rende la collaborazione dovuta, perché nel momento in cui si viene interrogati dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria si ha il dovere di rendere delle dichiarazioni vere. Se le rende, si rende false, c'è un reato e ci sono delle pene molto severe. Il capoclan Orazio Scuto, sebbene in carcere, gestiva gli affari come fosse un manager in hotel, grazie alla disponibilità di cellulari che gli venivano recapitati in cella con dei droni. Si rileva come dal carcere, come se si fosse in un hotel dal quale si telefona tranquillamente e si danno disposizioni criminali verso l'esterno. Io penso che chi di dovere dovrebbe prendere qualche provvedimento. Bisogna impedire che questi telefoni entrino e bisogna impedire magari che se anche entrino funzionino. Per gli affiliati al clan, Scuto era il papà, a significare il forte legame di appartenenza alla famiglia mafiosa dei Laudani. Adesso vi raccontiamo la storia di Maurizio Di Stefano, un noto libraio catanese che aveva denunciato il pizzo e ottenuto un risarcimento dallo Stato. Dopo 15 anni il suo caso è stato archiviato e adesso deve restituire l'indennizzo. Ai nostri microfoni dice: adesso veramente mi sento tradito dallo Stato. Il servizio di Desiree Ferlito. Ha denunciato Maurizio Di Stefano con coraggio, sfidando la mafia, sfidando i suoi estorsori, ma a distanza di 15 anni raccogliamo il suo sfogo amaro, amarissimo. Io dal 2014, da quando è iniziata questa avventura, dal 2010, non mi ricordo più, sono passati 15 anni, sono stanco, punto. Era stato costretto a chiudere la libreria in centro a Catania dopo le ennesime intimidazioni subite. Maturò la convinzione che non c'erano più le condizioni per lavorare serenamente. Io ho avuto anche per un periodo determinato della scorta, avevo deciso assolutamente di cambiare aria e di rifarmi tutto da capo. Andato via dalla Sicilia e ripartita a Bologna, con un'avventura imprenditoriale completamente diversa, ma legata alla sua terra d'origine, un ristorante di cucina con specialità siciliane, Liccu. Ha potuto, dopo una lunga istruttoria, farlo grazie anche ai soldi ricevuti dal Fondo per la solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e usura, 150.000 euro. Il beneficio economico che gli era stato inizialmente concesso gli è stato revocato e ha ricevuto una cartella esattoriale dall'Agenzia delle Entrate che gli chiede la restituzione dell'intera cifra. Ma cosa le dovevi restituire? I frigoriferi, la macchina del caffè, l'abbattitore. I procedimenti penali aperti a Catania dalle sue denunce sono andati avanti, ma solo per il reato di usura aggravata, mentre le ipotesi di estorsione inizialmente formulate dalla procura sono state archiviate. Ecco il motivo, che suona come un paradosso. Ho gestito questa cosa, ho gestito il trasferimento a Bologna, ho gestito il trasferimento dei miei familiari e tutto, oggi mi ritrovo con un pugno di mosche in mano. Di Stefano ha impugnato la cartella esattoriale e attende l'udienza nel 2026. Ritengo di essere stato tradito assolutamente, perché io come dovrei restituire 155.000 euro. Come?
E non c'è pace invece per il Bayesian, che è un ingegnere che doveva eseguire un sopralluogo sul veliero è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113 tra Bagheria e Casteldaccia. L'auto elettrica ha urtato altre macchine parcheggiate e si è capovolta. La statale è rimasta chiusa per consentire l'arrivo dei soccorsi, i rilievi della polizia stradale e i vigili del fuoco. L'ingegnere invece è stato portato all'ospedale civico, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. E adesso cambiamo argomento, ci spostiamo ad Agrigento perché il porto di Agrigento è stato oggetto di una discarica, di un sequestro, di una discarica abusiva, rifiuti di ogni tipo venivano abbandonati e poi dati alle fiamme. 15 persone sono indagate. Il servizio di Davide Sardo. Un terreno trasformato in una discarica abusiva e poi in un rogo a cielo aperto. Siamo a Serra Ferlicchio, alle porte di Fontanelle, frazione di Agrigento, dove per mesi sono stati abbandonati e bruciati rifiuti di ogni tipo: mobili, plastica, ferro, elettrodomestici e migliaia di dispositivi elettronici. La procura di Agrigento ha disposto il sequestro dell'area e indagato 15 persone. Il terreno intestato ad un anziano era nella disponibilità di una coppia che gli faceva da badante e che, secondo gli inquirenti, avrebbe gestito il terreno come discarica illegale. Le indagini, avviate mesi fa, hanno scoperto il conferimento continuo di rifiuti ai titolari e collaboratori di attività commerciali. Le telecamere piazzate nella zona hanno ripreso i furgoni mentre scaricavano di tutto in cambio di un compenso in denaro. Quando l'aria risultava satura, i rifiuti venivano bruciati con gravi rischi ambientali. Adesso ci spostiamo a Catania, dove è aperto con qualche giorno di ritardo il solarium dell'Istituto Nautico sul Lungomare. Servizi attivi, ma lavori ancora in corso per ultimare la piattaforma. Servizio di Eva Spampinato. Finalmente è il primo giorno di mare. Ha preso il lettino fronte mare? Sì. Certo, almeno godo la vista del mare. I lavori sono ancora in corso, mancano le ultime rifiniture su tutta la struttura, ma l'estate è ormai entrata nel vivo e non si poteva indugiare oltre. Apre al pubblico il solarium del Nautico al lungomare di Catania con tutti i servizi attivi: doccia, bar, spogliatoi e servizi igienici. Ci stiamo rilassando finalmente, che questo solarium hanno portato molto ritardo e un po' questo ci ha penalizzato, no? E siamo contenti, tranquilli. Già dalle prime ore del mattino il sole è bollente, quindi urge un bagno a mare, ma subito arriva il problema: le scalette. Ho fatto il primo bagno in questa struttura e ho visto che mancano dei gradini per poter scendere, tutte e 3 scalette. Dove ce ne mancano 2, dove ce ne mancano 3, perché le persone anziane come fanno a salire? Si possono tuffare. Il pubblico spera di far arrivare questi suggerimenti all'assessore di competenza per migliorare l'accessibilità in acqua e soprattutto agevolarne l'uscita. È una bella giornata, sono qui al servizio, sempre pronto per qualsiasi esigenza a intervenire. Ecco. Capitolo Playa, aperte le spiagge libere numero 1 e 3, nei prossimi giorni aprirà ai battenti anche la numero 2, solo a quel punto l'estate catanese potrà decollare. Al MAC di Scicli, Emilio Isgro, il maestro della cancellatura, guida i visitatori a percorrere la mostra L'Opera delle Formiche. Il servizio di Veronica Barbarino. Un Vangelo e dei codici ottomani cancellati, un Caravaggio capovolto, delle carrubbe dorate, la foto della moglie coperta da righe bianche e aneddoti dietro quasi ogni quadro. Questo e altro è stato spiegato dal maestro Emilio Isgro al curioso pubblico durante una 2 giorni esclusiva all'interno della mostra L'Opera delle Formiche al MAC di Scicli. Poiché l'arte contemporanea si fa vedere troppo e a cieca, la tecnica della cancellatura dell'artista risponde al bisogno di vedere meno, mettere tutto in discussione e usare la fantasia. Aver cancellato la parola significava riportare per me il problema della parola all'attenzione del pubblico in un momento in cui la comunicazione era prevalentemente visiva. Isgro non cancella con lo spirito del distruggere, ma come Ulisse, che dichiara di essere nessuno per affermarsi davanti a Polifemo, nasconde per restituire valore alle parole e proteggerle, ma nel contempo le evidenzia, lasciando al pubblico la scelta di attribuire importanza a ciò che osserva. Hanno valore entrambi, il che crea una certa ambiguità
Ma l'arte è fatta anche di queste ambiguità e contraddizioni. Non sai mai se è più importante quello che resta o quello che se ne va. E come diceva Picasso, l'arte è una menzogna che ci fa scoprire la verità. Meravigliosa mostra, andatela a vedere se potete. Noi ci fermiamo, una piccola pausa, poi ritorneremo con il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Apriamo la pagina del calcio. A Palermo è il giorno di Super Pippo Inzaghi. Il Palermo, la squadra rosanero, ha presentato il suo nuovo tecnico. Le sue prime parole sono da Romme stesso per riportare il Palermo dove merita di stare. Il servizio di Marco Gulla. Oltre 2000 persone al Barbera per accogliere Pippo Inzaghi, il nuovo allenatore del Palermo. Un'accoglienza caldissima, in linea con il meteo. E questa mattina le parole del neoallenatore, visibilmente emozionato mentre ringrazia anche la sua ex società, il Pisa. Accanto c'è il DS Carlo Osti. Sono emozionato perché parlare di Pisa per me è speciale. Scusatemi, ma siamo umani. E dopo, quando è arrivato il Palermo, mi si è riacceso subito l'entusiasmo che spero mi contraddistingua. Quello che è successo ieri è qualcosa che non mi ha fatto dormire stanotte, devo essere sincero, inaspettato, immeritato. L'ex attaccante di Juve e Milan, tra le altre, ha parlato della grande responsabilità che sente nei confronti della città e dei tifosi. Vuole riportare il Palermo dove merita attraverso sacrificio, spirito di squadra e lavoro quotidiano. Però sicuramente mi dà una carica incredibile per cercare di far tornare questa città, questo popolo, dove è sempre stato, dove merita di stare. Ho una grande responsabilità nei confronti di questi dirigenti che mi hanno voluto a tutti i costi, che mi hanno fatto sentire molto importante e che si aspettano tanto da me e il mio staff, ma io quello che posso assicurare è che daremo tutto noi stessi per rendere la società, in primis i tifosi, orgogliosi di noi. E adesso parliamo delle squadre di siciliane di C. Il calciomercato inizia a muovere i primi passi concreti. La conferenza stampa di ieri ha messo in luce come vorrà operare il Catania, mentre a Trapani sono stati ufficializzati i primi 3 acquisti. Servizio di Francesco Triolo. Una squadra costruita ad immagine e somiglianza di Mimmo Toscano, il vestito che il direttore generale Alessandro Zarbano ha confezionato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova dirigenza rossaazzurra, e che conferma come il tecnico, il direttore sportivo Ivano Pastore lavoreranno a stretto gomito sui profili da inserire. Un lavoro innanzitutto di sfoltimento della rosa, che in questo momento è extra large e che dovrà portare alla vigilia della partenza per il ritiro di Norcia ad avere elementi giusti per lavorare al meglio. Il colpo, tendenzialmente non si cerca il colpo effetto, poi magari lo diventa dopo, quello che magari tu hai preso come un calciatore che non ha effetto, poi invece lo diventa perché in quel contesto funziona particolarmente bene. Se facciamo il colpo delle figurine è più difficile. Questa è la filosofia. I nomi più gettonati sono quelli, intanto, che ci sono in rosa. Con Inglese si sta discutendo il rinnovo del contratto, al ritorno dalle vacanze si farà il punto. Poi c'è Ciccerelli, che ha un altro anno di contratto e quindi potrebbe anche rimanere. Bisognerà valutare invece le eventuali offerte per Castellini. Al Trapani i primi nomi in entrata li ha ufficializzati proprio il presidente Antonini sui social. Il centrocampista Giovanni Di Noia, uno dei pilastri dell'Entella, che ha vinto dominando il girone B di Serie C, e l'attaccante Francesco Gandolfo, reduce dall'esperienza al Monopoli. Inoltre arriverà anche il 18enne Francesco Podrini, preso dalla D, sul quale c'erano società di Serie B. Questa è l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, facciamo una piccola pausa e ritorniamo subito dopo per chiudere il nostro telegiornale.
Entriamo in diretta, il nostro telegiornale finisce qui, non ci sono altri aggiornamenti, allora non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di serata.